Siamo in diretta? Siamo in diretta? Già siamo in diretta? Eccoci qua. Mettiamo la sigla. Già scritto. Sì. Siamo in diretta. Sì. Allora. Sì. Sono le ore 21 e 02 minuti primi, signore e signori, buonasera da parte di Lello De Lucia e da parte di... Anche da parte mia, Giorgio Napolitano, buonasera a tutti in questo terzo episodio dell'8ª stagione di Cantanola Gigi di Nove Radio. Quest'oggi siamo itineranti e siamo nella Vecchione Home. Ringraziamo naturalmente i padroni di casa, la famiglia Vecchione. Buonasera, però abbiamo anche degli ospiti eccezionali che Gigi del Calzolaio 2025 Maestri di Festa. Tra poco andremo alle presentazioni, ma naturalmente adesso andiamo prima sia ad ascoltare il Thank You di Cantanola, poi dopo ci saranno le canzoni del concorso Cantanola, le canzoni del Novecento, e ne approfitteremo anche per far votare i presenti quale preferiscono, anche se da una parte abbiamo già visto un po' scontato. Quindi fate attenzione, dopo sentiremo le 9 canzoni in gara dove potete votare. Anche voi da casa potete votare queste 9 canzoni. Vi raccomando sempre il numero di telefono da mettere nella vostra email oppure nel vostro messaggio privato, perché venite premiati, verranno estratti 3 di voi con un omaggio offerto da ECAE Pumodo, quindi verrete premiati anche voi. Andiamo a leggere anche i Thank You di Cantanola 2025, che sono Carmine Napolitano, fotografo, Nola e Napoli, Militini Meeting Club, via Caselcicala, Nola sarebbe Santa Lucia, tutto ufficio Buffetti di Tortora e Groardo, via Circolazione a Nola, bar pasticceria Militini, via Stella a Nola, tenuta la Marca in via San Francesco a Saviano, Fratelli del Piano Group in via Danzillo e via La Rocca, Gioielleria d'Amore in via San Felice, Pacchiet, ristorante e pizzeria Domicella, Farmacia Bisconti via Boccianola, Gassone Pizzeria via Roma Cimitile, Gruppo Regione Home, dove stiamo trasmettendo proprio questa terza trasmissione, Falegnameria Terese Nova, al Cardinale Pizzeria Vignale del Cardinale, Studio Legale Raffaele Boccia San Giuseppe Giuliano, La Gatta Abbigliamento a Busciano, Gioielleria Cirno a Saviano, Cellerini Argenteria Firenze, Bassanelli Argenteria Firenze, Nelu Karma in Sedi Luminose e località Pizzone a Nola, Antica Fioreria dei Filippis in Corso Tommaso Vitale a Nola, Cantanola Show Eventi, Sartorie Marinare Moramane, ECAE Pumon e Fide di Lupa Fan via San Leonardo, San Giuseppe Vesuviano. Allora, innanzitutto buonasera a tutti gli ospiti. Buonasera. Adesso vado ad elencare io le 9 canzoni, noi le facciamo ascoltare e poi voterete anche voi. Allora, ascolteremo Ortolano in 3 minuti, non tutte quante. Giusto, Giorgio, sono 3 minuti di canzoni? Sì, abbiamo una sintesi delle 9 canzoni in 3 minuti e 38 secondi per la precisione. Preciso proprio.
Ortolano 1900, nonostante la sua testa è sempre preciso, guarda, è tutto cervello. Ma certo, anche tu ti difendi bene, non c'è niente da fare. Oltre alla testa, insomma, facciamo un po' fatica con il grandangolo a riprenderti, però grazie a Gaetano che ci ha offerto i suoi ampi spazi, quindi stiamo bene. Allora, Ortolano 1990 a bordo di Felice Parisi, Salumiere 1969 la bordo Montale Felice Caccavale, Bettoliere 1989 Ogilvio Lugantiniera di Lorenzo e Marotta, Panettiere 1977 Chivogiù Davide Ancora, Barca 1991 Varte d'Amore Tommaso Piatti, Beccaio 1978 e Corno Francesco Basile, Calzolaio 1982 Oculatore di Enzo Parisi, Fabbro 1996 Ricordi di Raffaele Caccavale e Finesatto 1995 Il frate di Suona di Carmine Parisi. Ricordiamo anche come votare, basta inviare una mail a cantanola@gmail.com oppure inviate un messaggio in direct sulle nostre pagine Facebook, Instagram e YouTube. Naturalmente registriamo i voti, verranno appunto premiati i primi 3, il podio delle prime 3 canzoni più votate, e poi verranno sorteggiati anche coloro che hanno votato, ci saranno dei premi anche loro. Ricordiamo anche la serata che combinerà questa premiazione, ringraziamo il Ciglio del Calzolaio che ci ha concesso lo spazio della lunedì 23, quindi ci sarà la premiazione Cantanola. Davanti al Ciglio del Calzolaio a partire dalle ore 21. Grazie anche a loro, ringraziamo il maestro di festa del Calzolaio 2025 la famiglia appunto. Allora andiamo ad ascoltarci queste 9 canzoni. Ad ascoltare le 9 canzoni. Ortolano 1990 a Borda, Felice Parisi. Salumiere 1969, L'amore lontano, Felice Caccavale. Bettoliere 1989, Ogilvio Cantiniera, Giacomo Di Lorenzo e Nimo Marotta. Panettiere 1977, Corpo giù, Davide Ancora. Barca d'amore, Barca 1991, Tommaso Piatti. Beccaio 1978, e Corco, Francesco Basile. Calzolaio 1982, Oculatore, Enzo Parisi. Fabbro 96, Ricordi, Raffaele Caccavale. Satto
1995, Fate dei Suon, Carmine Parissi. Allora, abbiamo ascoltato le 9 canzoni in concorso, ricordiamo ancora votate anche messaggi in direct dove appunto trovate il video con la sintesi delle 9 canzoni, oppure sulla pagina YouTube Cantanora Gigli di Noli Prato. Con l'occasione iscrivetevi anche al canale. Ricordiamo che questa puntata poi verrà caricata già da domani su YouTube e potrete rivederla. Allora, vogliamo fare una raccolta voti? Sì, allora iniziamo proprio dal maestro di festa che è ospite qui da noi, dal maestro di festa del Giro del Calzolaio 2025. Lo so che giochi in casa, c'è il pullatore, quindi, però da dire una cosa, ne dobbiamo fare una tiratina d'orecchie poi nella famiglia Cutolo. Non abbiamo, anche se sta avanti già questa canzone, non abbiamo avuto un voto dalla famiglia Cutolo. Ci sono io in questo momento, posso rivedere questa. E dopo questa è la quarta puntata, giusto Giorgio? Sì, no, diceva il voto proprio della canzone, nel senso come messaggio in direct per partecipare alle votazioni, però naturalmente sarebbero troppo di parte, anche invece da dire da questo, quindi sarebbe troppo scontato. Il primo, se lo dai pure, poi non si sa, se pure non lo dai, il primo voto se lo darai al cullatore sarai tu della famiglia Cutolo. Innanzitutto buonasera, sono onorato dell'invito. Grazie. Sì, gioco in casa, il cullatore è una canzone che ci appartiene, che quando si ascolta il cullatore, nonostante sia una canzone della Paranza San Massimo, il pensiero va alla famiglia Cutolo e di conseguenza alla Paranza Volontari. Ci tengo a dire che tutte le canzoni che abbiamo avuto modo di ascoltare sono tutte delle bellissime canzoni, perché le canzoni degli anni 80 e gli anni 90 della festa dei Gigli secondo me sono canzoni irripetibili, trasmettono l'amore per la festa, sono tutte delle poesie. I tempi avanzano e sicuramente ci sono canzoni oggi all'altezza di quel periodo, ma sentire una canzone degli anni 80-90 fa ritornare tutti noi alla mente a quando eravamo bambini e a ricordi più puri della festa dei Gigli. Detto questo, il mio voto ovviamente va al Giro del Calzolaio dell'82, alla grandissima voce di Enzo Parisi, mai dimenticato, persona di famiglia al quale collego moltissimi bei ricordi della mia infanzia, quando potevo salire sul Giglio. Oggi non posso più, devo stare sotto, il che non mi dispiace. Mi avvicinavo a lui e sentirlo cantare era un'emozione per tutti noi romani, anche per me, anche se avevo una tenera età. Da ricordare anche al nonno Nicola, che sì, non c'è più. Quell'anno nonno, dai ricordi di mio padre, che finalmente si è ricongiunto con mio nonno. Anche lui, facciamo un applauso ai due personaggi che purtroppo sono volati in cielo, sia Nicola che Gigione, io lo chiamavo Gigione. Però il bello è proprio questo, perché la festa dei Gigli poi si tramanda da padre in figlio, ecco, come naturalmente loro sono alla terza generazione, e il bello è proprio questo, ma abbiamo anche la famiglia Vecchione, che siamo alla seconda, però già scarsa la terza generazione, la nostra carissima già... Aspetta, prima di dare la linea a Vecchione, facciamo usare alla fidanzata di Luigi. Io voglio elencare prima i messi di festa, che sono Luigi e Rosaria Cupolo, giusto? Giusto? Poi sono Antonio Giuliano, sì. Anna Maria Cutolo e figli, Adele Cutolo e la nonna? No. La sorella, giusto? E Adele e figli, Vincenzo e Nicola Cutolo e Rosanna Venditti. Perfetto, poi dopo daremo lo staff completo del Giro del Calzolaio. Diamo la linea alla fidanzata. Allora, in primis, buonasera a tutti. Ciao, come ti chiami? Rossana. Rossana, ecco. Allora, io pure... Rossana è il penultimo, sta Rossana? Venditti.
Come come Antonello? Sì. Che qualche lontano parente Antonello? No. Non zio, già zio. Anche se mio padre si chiama Antonio. Ah, ecco, quindi si No. poteva far chiamare Antonello pure il papà. Mannaggia. No, allora io mi trovo appieno con il mio ragazzo, anche per me la mia canzone preferita è Ocullador. Perfetto. E purtroppo non mi posso esprimere oltre perché io vengo da un'altra regione e ho avuto modo di conoscere la festa Diciamo di Gigi questa regione, diciamo. dall'Abruzzo e quindi ho avuto modo di approcciarmi alla festa di Gigi Chieti. Chieti, E ho avuto modo di approcciarmi alla festa dei Gigi solamente nel 2019 e in particolar modo questa canzone me ne parlava tantissimo Luigi spiegandomi tutto il significato Certo. e anche da parte sua e quindi questa è la mia preferenza. Certo, tu venendo da Chieti a vedere la prima volta la festa di Gigi, vedendo il Giglio ballare, diciamo, hai avuto paura di quando soprattutto sicuramente il tuo fidanzato ti portava sotto a vedere, avevi quella paura La mia che... prima festa dei Gigi l'ho vissuta da svenuta in piazza. Addirittura? Sì, però sono stata molto colpita da questa struttura, veramente da quello che c'è dietro. E l'unica cosa che veramente mi ha fatto sentire male era veramente tutte quelle persone che c'erano, però è stata veramente una cosa bellissima. Che anno Infatti, era? che cosa? Che anno era? 2019. Solamente l'anno scorso sono riuscita a vivermi la festa dall'inizio fino alla fine. Bene. È stata una bellissima esperienza e quest'anno sarà lo stesso. Il 2019 era prima del Covid, quindi è stata poi c'è stata la pausa. Sicuramente sarei sopra il Giglio. Sì. Sicuramente, quindi vedrai tutti dall'alto. Non sempre, però sì, per dare Tutti spazio a dall'alto. Vivrai tutti. una bella esperienza, insomma. Sì, non vedo l'ora. Anche per Allora, provare. passiamo la linea sulla mia sinistra, iniziamo dal più anziano a Don Peppe. No, Don Peppe, voi. Parla La poco. parola a voi, Don Peppe Vecchione. Emozionato, Don Peppe, perché? Parlo io. Tra poco nascerà pure la seconda, nascerà. Vabbè, siamo in tema di votazioni, quindi si astiene dal voto, scheda bianca. Meglio Innanzitutto astenersi. voglio fare gli auguri che la moglie di Gaetano aspetta il secondo figlio ed è proprio maschietto e nascerà per giù. Auguri. Ecco, Grazie. la terza generazione arriva. Va avanti. Allora, vai Gaetano, saluti tu. Buonasera a tutti. Niente, sono di parte. La canzone scelta non può essere che Ocullador. Primo perché dall'infanzia l'ho ascoltata, ma più che altro l'ho vissuta. Quindi è un legame affettivo, al di là perché sono meravigliose tutte, ce ne sono alcune, quella di Fate Illusione, che è meravigliosa. Salto 95. Salto 95, però Chi lo questa fece all'epoca questa gira? lo sai che non ricordo bene. Anche il Peccario 78, noi abbiamo estrapolato Certo. Poi stanno correndo a pari passi, È meravigliosa. a pari passi stanno correndo. La canzone però che scelgo non può essere che questa, ma per un legame affettivo Certo, diciamo, certo. con loro e con il papà Luigi. Quindi segniamo il voto Assolutamente sì. a Gaetano. Don Peppe? No, dovevi guardare il microfono. Sì, sì. È ovvio che è una canzone che ci ricorda tante cose, va bene, diciamo, Perfetto. il mio voto per quella Facciamo ragione. scegliere dopo Deve un darsi signore. male. Signore che è? Io sì. Tuo zio. Zio? Io mi chiamo Giuseppe Vecchione. Giuseppe Vecchione. Siamo circondati di Giuseppe Vecchione. E là da posso vedere il sapore. Allora, ricordante effettivo c'è la barca, che allora ha fatto mio fratello. Ah, la barca. Alzalo, la barca d'amore. Fece mio fratello. Quindi, E chi la fece all'epoca la marca? Era la marca? Vecchione Paolini, Vecchione. era un gruppo di amici, era il capogrande di mio fratello con tutti gli amici. Quindi abbiamo fatto una bella sorpresa stasera, no? Abbiamo fatto una bella Con sorpresa. Paranza di Risorgimento. Ah, Beh, sì. Era mio fratello. ma pensa così che non Mio fratello era. Io ho collato per 4-5 anni. Il mio fratello, diciamo, era quello là, il capo della Paranza, e con tutti i suoi amici. Ma Paolino Zaccone che era un Sì, fratello. sì.
E non ti ho mai visto questa. Ma Ma tu ti ricordi di me quando ero con la Virgilio? questo esempio. Ti ricordavi di me? Cioè, ti ricordi? Sì o no? Come no? Ah, ero qualche chilo in meno, purtroppo, ero qualche chilo in meno. Anche la testa era un po' più piccola, la pancia era un po' più... La pancia, no, la testa è sempre più preoccupata. La pancia sono perfettamente d'accordo con te. Però mi fa piacere questa cosa che abbiamo, in verità noi che scegliamo Facciamo tutti gli anni vedere sempre anche- canzoni diverse per modo casuale e le andiamo per cercare di prendere tutte. L'importante che siano fino al 1999, quindi le selezioniamo ogni anno e oggi siamo all'8ª edizione, quindi ogni Mi anno faccio scegliamo- piacere sentire queste canzoni dopo anni che era molto bella comunque. Allora, facciamo te venire anche ai signori là che si sono. Vieni, Isidoro, vieni Isidoro, qua. vieni. Vieni. Isidoro si sta Almeno con per il Michele. voto, Ah no, lui No. non si fa così. allora, io direi giusto adesso ricordiamo anche lo staff del calzolaio, il firmatario Francesco Basile, presidente onorario Gaetano Vecchioni qui presente, presidente dei festeggiamenti Enrico Fedele, celebration president Gioia Alfano, presidente comitato d'onore Fratelli Cutolo, divisione musicale Forino Sospendi Felice Forino, cantanti Armando Della Pia, Teodoro Liberti e Mario Capasso, paroliere Armando Della Pia, impianto audio Raffaele Lieto, Paranza Volontari, progettista Vincenzo Napolitano Vincenzo Valentino, costruttore Bottega d'Arte di Disco. Diteci se abbiamo sbagliato qualcosa No. o ci siamo dimenticati di qualcuno. No. Maestro di festa del Letterello. Io adesso, giustamente anche per omaggiare i padroni di casa, vorrei iniziare un passo indietro, perché ricordiamo, oltre ad essere i padroni che di casa ci stanno ospitando, sono stati maestri di festa dell'Ortomano 2024, una bellissima esperienza che abbiamo avuto anche noi modo di condividere con loro. E voglio ascoltare proprio una canzone del 2024, prima di passare poi ad ascoltare Anche il quelle. beccaio 2023. Andiamo una cosa ora, andiamo ad ascoltare l'Ortomano intanto. Non dimenticarti, anche il beccaio. Miei Gigi, ti mercogliamo La nostra Molletta, questa è. Stasera ci ho fatto pensiero, pure due lampadone qua dietro, una cosa che già sta su io, ma voglio vivere sull'indaga mia. Tutto sto malattia che stanotte ci vedo solo, eppure sì, mi sembra non c'è sta stesse preghiere di un lavoro, la gente contenta, faccia di qualcuno, ma sempre qui sta pazzia, sta malattia. Danza a me, tutta vento bella, ma tu stavi vedendo un lavoro di gente che qualcuno chiuso, pure si viene avanti creature, sapete la paura, non se ne fa più. E come si non bastasse se mette l'amore là a far sentire quanto di dolore voglio e tutti loro sono una volta un daretto piuttosto dovremmo passare questa gente che riesca a sentire ma già parli.
ascoltato una camminata Miesi Gigli, versi di Mercogliano della Gara, musica di Mario Esposito di Parello e a cantare Raffaele Caccavale. Allora, ritorniamo, quali sono le emozioni? Gaetano, non ti distrarre. Quali sono le emozioni dopo un anno esatto? Quali sono le emozioni? Lo sappiamo, è stato un momento particolare, ricordiamo l'anno scorso, però poi alla grande, insomma, c'è stata una bellissima festa veramente. Sempre emozioni. I gigli riescono a regalare a chiunque emozioni, anche a persone che non sono nate qua, non sono vissute, e questa è la bellezza della festa. La festa dei gigli credo che sia una delle feste più belle al mondo, semplicemente perché riesce ad accogliere e quindi far partecipare più popoli, più persone di ogni specie, quindi da ogni tipo di cultura, da ogni regione. E lei, la maestra di festa, diciamo, è la dimostrazione. Tanto è vero che in pochi sanno che lei non è campana, che lei non è di Nola, tutti pensano che sia una nolana verace, perché la festa è questa, la bellezza, quindi emozionato. Gaetano, veniamo a noi. Tu hai fatto una grande iniziativa, una grande cosa. In pochi tante persone non lo sanno cosa hai combinato, in senso buono, in effetti. La ristrutturazione della statua di San Paolino, una bella idea che ha avuto, da che è partito questa situazione, e hai fatto veramente un bel servizio, perché la statua si doveva ristrutturare. In effetti sarebbe la statua qua di via San Massimo, dove sta, diciamo, Benito, la corona di Benito Varanara. Da che è partito questa cosa? Da lui. Tutte le iniziative partono da mio padre, indubbiamente. In verità, vi parlo francamente, io non amo perché poi parecchi non lo sanno di questa, come sta la statua, bella. Io in effetti non amo, noi ne facciamo tante di cose, almeno per Nola, per la città. A volte non amiamo farci pubblicità, anche perché credo che non serva a nulla. L'idea, ti dicevo, come sempre, è da mio padre. Io riesco a prendere il meglio da mio padre, quindi iniziative che possono far bene a Nola. La statua di San Paolino si trovava in uno stato, diciamo, non voglio dire pietoso, ma infatti non veniva toccata dal buon maestro Paolino. La cosa più bella è riuscire a far salire Paolino, poi dall'altro Paolino Ciotti è stato il 79, quindi la data che sono nato io, a farla. Quindi è stato lui a il 79. E siamo riusciti, lui ha problemi di schiena, a parte, diciamo, la sua giovane età, però a farlo salire e quindi a lavorare, a fargli mettere le mani al grande maestro. Quindi la cosa più bella è stata quella. Penso che non sia come la festa dei gigli, la statua di via San Massimo, come quella che si trova al centro di Nola, siano beni del popolo, della città, ma non solo. A volte noi nolani siamo egoisti. Ci dimentichiamo, le cose belle che abbiamo. Dovremmo di più curarle e chiaramente aprirci, perché la festa è bella se è condivisa. Infatti questo è. Complimenti davvero alla famiglia Vecchioni, complimenti. Una bellissima opera che abbiamo apprezzato tantissimo. Allora, passiamo di nuovo al microfono ai maestri di festa del Cantonale 2025. Va bene, da che è nata questa idea? Vabbè, dal babbo sicuramente, che purtroppo no. Diciamo che mio padre, pur partecipando alla festa dei gigli e facendo sempre un lavoro che può essere definito come un lavoro dietro le quinte, mio padre ha lavorato molto per la paranza volontari, per la sua costituzione, per la sua crescita, accaparrandosi tramite le sue molteplici amicizie quasi sempre le spalle più forti di Nola, con i suoi modi, con la sua gentilezza, il suo savoir-faire da gran signore.
però non gli piaceva comparire. E forse non gli avrebbe fatto piacere che io lo raccontassi, però quando una cosa è oggettiva è importante che venga detto dagli altri, non dalla persona stessa. L'idea del Calzolare 2025, di questo ciglio, innanzitutto ci sembra dirlo di fede, nasce dalla mia volontà di condividere un anno con tutta la mia famiglia, in particolare con mio padre, un percorso di fede da fare con lui. Mio padre all'inizio era un po' restio, poi vedendo i miei occhi pieni di gioia in questa possibilità, ovviamente come ogni buon padre ha cercato di accontentarmi. Poi successivamente le varie vicissitudini ci hanno allontanato un po' con il pensiero dalla festa ed è stato rivolto più alla sua salute, e poi la volontà comunque di fare quest'ultimo voto a San Paolino. E in questa occasione ci tengo anche a ringraziare tutti i maestri di festa del 2025, unitamente alle loro paranze, perché come ben tutti voi sapete nessuno ha presentato domanda per il giro del calzolaio, ed è stato un atto di gratitudine, questo è il mio atto di gratitudine nei loro confronti, e loro è stato un atto forte di rispetto nei confronti di mio padre, e se oggi sono qui e posso vivere la festa è anche grazie al loro contributo. Penso sia necessario sottolineare questa cosa. Certo. Bellissima parola. Allora adesso andiamo ad ascoltare una canzone dal Calzolare 25, Tu e Nessuna Più, quindi di Armando Della Pia, versi di Agglomerato Zero, musica di Feliciano Natalizio, canta Armando Della Pia. Andiamo ad ascoltare, andiamo subito dall'inizio, così andiamo ad ascoltare questa canzone del 2020. Feliciano, Tu e Nessuna Più, canta Armando Della Pia. Io ti amo che il profumo tuo amore
fare così uno straccio da questa canzone, tu e nessuno più. Adesso andiamo a qualche domanda più specifica. Sappiamo della difficoltà che state incontrando quest'anno perché c'è stato il commissariamento della Fondazione Festa dei Gigli, adesso si spera che con il nuovo sindaco insomma ci sia un'accelerata anche dal punto di vista organizzativo, perché almeno da quello che ci hanno raccontato gli ospiti che insomma vi hanno preceduto nelle puntate precedenti, è che effettivamente c'è un po' di difficoltà adesso, anche se c'è una grossa unità tra di voi maestri di festa, però insomma adesso serve una guida per far partire tutta la macchina organizzativa della Festa dei Gigli 2025. Sì, purtroppo voglio esordire così dicendo che Nola ha perso una grande opportunità quest'anno, perché un gruppo così unito di maestri di festa, uniti non solo tramite l'amicizia che poi è nata tra di noi, ma l'unione di intenti nel regalare alla città di Nola una bella festa, forse non si vedeva da tanto tempo. Abbiamo riscontrato parecchie problematiche, parecchi ostacoli che abbiamo cercato o di raggirare o di saltare in qualche modo, e fino adesso ce l'abbiamo fatta alla grande, secondo il mio modesto parere, nonostante a più riprese siamo stati abbandonati, se non accompagnati dalla componente clericale della fondazione, ovvero dall'avvocato Giusy Lanzaro e da Don Salvatore, gli unici che davvero si sono stretti attorno a noi e che ci hanno consigliato e guidato con la mano fin quando gli è stato possibile. Il commissariamento della fondazione di fatti rappresenta una sconfitta non solo per la fondazione stessa ma anche per la città di Nola, però tuttavia dobbiamo cercare di guardare al prossimo futuro, perché noi a Maestri di Festa consegneremo il testimone ai Maestri di Festa del 2026 e ci sarà la nuova assegnazione, oltre che gli aspetti organizzativi di questo giugno che ahimè anche con tutta la buona volontà sarà quantomeno sul lato organizzativo si cercherà di fare quanto più meglio possibile. Noi Maestri di Festa siamo comunque disponibili sempre per il meglio della città e cercheremo di collaborare con il neo sindaco eletto e con l'eventuale futura fondazione qualora venisse nominata una pro tempore. Perfetto, quindi insomma aspettiamo un attimo quest'altra settimana, anche se incombe il giugno nolano. Allora Lello, tu avevi pure tu qualche domanda ancora da fare a Maestri di Festa? Sì, allora innanzitutto due domande volevo fare, ritornando sempre, rimanendo sempre sul discorso della fondazione. La prima cosa secondo me che dovrebbe fare la fondazione è sui gigli spogliati. Questa è una primissima cosa, perché ci sta un malcontento dappertutto, cioè trovare due dati da alzare. Magari, scusa mi interrompo, ascoltavo anche la vostra opinione, insomma noi ci eravamo soffermati soprattutto sul fatto che ci fossero più cantieri dove costruire i gigli e dove partire, che sappiamo magari a collegio ci sono maggiori, di solito 4-5 gigli, poi altri vengono utilizzati un po' meno. Quindi se magari si era approfondito un po' questo discorso per evitare la concentrazione magari in posti un po' non tanto ampi come spazi, però dove magari si possono affollare. Vi siete fatti una riunione voi Maestri di Festa su questa situazione? Diciamo che il malcontento generale è da una parte condiviso come nolano, sta nel fatto secondo me che le persone di Nola giustamente non possono godere della festa al 100%, perché alzando 8 gigli il sabato sera ovviamente ognuno di noi non possiede il dono di trasformarsi o di il dono dell'ubiquità, diciamo. Per tale motivo capisco questo malcontento generale. Purtroppo nonostante i vari colloqui non eravamo riusciti a trovare un'intesa per quanto riguarda i gigli spogliati, per vari interessi plurimi, tra cui anche il mio di voler alzare il sabato sera, e ad una riunione con la fondazione, la stessa fondazione commissariata in capo al commissario prefettizio
aveva deciso il sabato sera con il placet del comandante dei vigili urbani. Non posso prendermi delle responsabilità, ma posso dire in ogni caso che problemi di sicurezza non dovrebbero esserci, in quanto ogni giglio spogliato ballerà nella piazza lì dove è stato ubicato il cantiere, a parte il CIO del Sarto che ha chiesto lo spostamento del cantiere da piazza Clemenziano a via Antonio Ciccone, e sul quale si sta lavorando anche con la partecipazione e la buona volontà di Messi Festa del Giro del Sarto ad altre soluzioni, come quella di spostare il Giro del Sarto, una volta costruito, a piazza Immacolata. Questa però è un'idea che sì, avevamo di fatto detto questo, volendo si può fare, magari è più comodo per un fatto tecnico costruirlo a via Ciccone, perché tecnicamente magari è più agevole per tutti, anche da parte delle maestranze, però effettivamente poi si può magari spostare prima dell'alzata dei giochi spogliati e rendere gli spazi fruibili per tutti. Sì, questo sicuramente, anche se ci tengo a dire che storicamente, come prima tu sottolineavi, piazza Collegio e via Antonio Ciccone negli anni sono stati teatro dell'alzata di anche più di 2 gigli, quindi non dovrebbero esserci problematiche. Sicuramente il comitato dell'orgoglio nolano non è quello di una vacanza di 20 anni fa, sicuramente Pollicina è un comitato grande, sicuramente ci sarà una grossa affluenza da Barra per la vacanza insuperabile, questo è sicuramente un dato oggettivo. È una situazione che col giusto impegno può essere gestita, secondo me. Assolutamente, no, ma infatti questo era un po' quello che avevamo un po' sollevato, però giustamente c'è la consapevolezza da parte di tutti che la festa deve essere fruibile e godibile da parte di tutti, proprio perché è un giorno particolare. Bene, poi l'altra domanda era: come mai la scelta del presidente onorario di Gaetano Vecchione? Allora, a parte la storia... Ci guarda, non si vede, ma ci guarda. Adesso ride, tra l'altro. Se lo vede o non se lo vede. A parte la storia che lo precede, qualsiasi giglio fatto dalla famiglia Vecchione è un giglio vincente. Ma a parte questo ancora, la risposta seria è la voglia di condividere un percorso da parte della famiglia Vecchione con mio padre. Alla quale proposta mio padre è stato felice di accettare per dei cani che vanno al di là solo dell'aspetto giglistico, ma la profonda stima, il bene, la famiglia. Quindi quando Gaetano si è proposto, mio padre è stato profondamente onorato e quindi non potevo fare scelta migliore, né io né mio padre, anche perché poi giustamente Gaetano ha dimostrato nel percorso di un anno realmente di starmi vicino in qualsiasi modo, con consigli, guide tecniche e bisogna dirlo anche economicamente, perché Gaetano ha fatto una bella questo e quindi bisogna dire anche questo. E se non mi sbaglio ti regala pure una serata. Ma regalo pure la serata cubana, Gaetano. Perché lui è affezionato che noi ricordiamo bene l'anno scorso la serata cubana, che tra l'altro la serata cubana che lo fa Gaetano Vecchione, quindi lui ha portato un'ulteriore novità nella festa di la serata cubana, il copyright c'è ormai accompagnata dalla grandissima tagliata di frutta, e quest'anno abbiamo aggiunto un po' di free bar, però senza esagerare, perché qualche sigaro che il buono Don Peppe distribuisce lui e si dimentica sempre di noi, adesso l'abbiamo detto in diretta, va bene. Allora, ci troviamo a dire la settimana dei festeggiamenti, ricordiamo tutta la settimana dei festeggiamenti che farete davanti al giglio del calzolaio. I presentatori stanno qui, il presentatore numero 1 è questo vicino a me, Pippo Baudo qua. E Mike Buongiorno. Rimaniamo sul classico. I certi per caso, va, noi così ci chiamiamo. Allora, iniziamo da lunedì che siamo noi. Quindi devo spoilerare tutta la settimana. Sì, lunedì siamo noi. Lunedì Cantanola. sì, poi nel pomeriggio
Cantanola, ovviamente con la premiazione della canzone più votata, il pomeriggio animazione per i più piccoli, perché è giusto condividere la festa con quindi il nostro si inizierà il pubblico. pomeriggio dalle 5 alle 5 alle 21, ci sarà animazione e divertimento per i più piccoli, e poi in sera postazione piazza Marco Polo di Marcello o Palazzo Accademia. Poi ci sarà A proposito, ti interrompo perché non vorrei dimenticarmi che ci sarà venerdì una serata musicale al Palazzo Accademia, giusto? 30 di maggio, questo venerdì abbiamo una serata da recuperare, e ovviamente la cittadinanza tutta è invitata a festeggiare con noi, a prescindere dal tifo e dai colori che ognuno di noi porta nel cuore, che sia una serata di unione, anche perché, come dice Gaetano, una frase molto bella, si inizia a sentire il profumo dei gigli, e il profumo dei gigli va a prescindere dai colori che noi sosteniamo e che esaltiamo. Si appropria qui a giugno, l'odore del gelsomino che c'è nell'aria, se chiudiamo gli occhi ci fa rivivere tante emozioni, quindi abbracciamoci, viviamo una grande festa nel segno di San Paolino, della fede di San Paolino, e poi ci deve sempre essere, senza essere ipocriti, quel pizzico di competizione che è il sale della festa. Senza quest'ultima grandi cose non sarebbero mai state fatte nella festa stessa. Quindi dicevo il lunedì sembra essere lunedì. e poi il martedì sempre animazione per i più piccoli, e poi c'è Giuseppe Attanasio, un intervento di Giuseppe Attanasio. Il mercoledì la grande serata cubana di Gravicchione Tagliate, Frutta e Free Bar, e il giovedì ci sarà in primis un'estrazione di un quadro che diciamo io sto raccogliendo dei fondi in modo tale da poter sostenere la ricerca contro il tumore, quindi questi soldi, questo ricavato verrà poi donato ad una onlus. E poi successivamente un DJ set di Vale Lambo, un rapper napoletano. Benissimo. Venerdì affidato venerdì delle cene affidato a Di Ernari, un amico, un fratello e figlio dell'ingegnere Santella che saluto, dei ragazzi anche Michele Angeletti, due ragazzi bravissimi, disponibili e seri, e poi il nostro consueto sabato del comitato, dove noi attenderemo i comitati vicino al Giglio del calzolaio, perché è una bella iniziativa. E infine poi Oione più bello la domenica, assolutamente. Gaetano, cosa rispondi a Luigi? Vieni qua, non scappare. A Vincenzo, scusami. Cosa rispondi con queste belle parole che ha detto? Sì? Vai. Di sicuro papà tuo sarebbe stato felice e soddisfatto, quindi auguri a te e complimenti. Grazie. Facciamo una pausa. Allora, sono le 10:10, ci mancano quasi 10 minuti al termine di questa trasmissione. Rifaremo di nuovo il giro per i saluti finali, poi i thank you e di nuovo ascolteremo le canzoni. Gaetano, prima te con i saluti finali. Auguri ancora ai maestri di festa per una bellissima festa. Saluti a voi, come sempre attivi per la festa dei Gigli, con questa bellissima trasmissione che ormai va da anni. Sì, ricordo. hai visto quanta roba abbiamo? Guarda, questa radio è considerata. Grazie a voi, grazie a voi che si buonasera, buona festa a tutti. Vai con Peppe. Buonasera, buonasera. Faccio tanti auguri ai mesi di festa e buona serata a tutti. Grazie. Ma c'è qualcosa che vuole in pentola per l'anno prossimo? Staremo a vedere. Piano. Dobbiamo festeggiare questa nascita di questo Peppe Vecchiola sul ponte del nonno, Sicuramente. Dobbiamo festeggiare comunque. Allora, possiamo salutare la nostra di festa. Ancora onorato dell'invito. Niente, spero di regalare alla città una festa che possa essere ricordata, spero nella partecipazione della città stessa,
E nel frattempo volevo ringraziarvi per il servizio che fate, guidato dalla vostra passione, e grazie ancora per tutto. Noi la facciamo per passione, non per lucro, perché i vecchi che noi diciamo sono i vecchi sponsor che grazie a loro ci fanno permettere di acquistare altre cose. Gaetano, noi dobbiamo comprare un microfono, quindi vedi tu cosa dobbiamo fare, un altro microfono dobbiamo comprare, quindi lo sponsor sicuramente. Devo dire la verità, complimenti anche alla location, perché davvero si presta bene nell'immagine, veramente una bella location. Anche se gli hai fatto un dispetto, sì, lo vado a prendere, vai a prendere il cavallo, vai a prendere il cavallo, vai nel frattempo io dico i tempi mentre tu vai a prendere il cavallo. Allora, i tempi di Cantanò 2025 sono Carmine Napolitano, fotografo Nova in Napoli, Minichini, Meeting Club, via Castelcicala, Nola, tutto ufficio buffetti, via Circolazione a Nola, bar pasticceria Minichini, via Stella a Nola, tenuta la marca eventi ristoranti via San Francesco a Saviano, Fratelli del Piano Group in via La Rocca e via Danzillo a Nola, Gioielleria d'Amore via San Felice a Nola, Packet ristorante e pizzeria a Dovicella, Farmacia Visconti via Vittorio Boccia a Nola, Gastone Pizzeria via Roma a Civitile, Gruppo Vecchione Home dove stiamo trasmettendo a questa terza puntata, che cogliamo l'occasione anche di ringraziarli e di salvare, Falegnameria Talese Nola, al Cardinale Pizzeria Pugnale del Cardinale, Sudo Legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Vesuviano, La Gatta Abbigliamento Uomo e Donna, Gioielleria Cerno via Ciccone Saviano, Cellerina Argenteria Firenze, Bassanelli Argenteria Firenze, Neon Carm SRL Zeghe Luminose e località Pizzone a Nola, Antica Fioriria del Filippis a Nola, Cantanova Show, Sartorie Marinari Modamare e Kite Mod e Fine di Lupo al Farm a San Giuseppe Vesuviano. Allora andiamo ad ascoltarci le nuove canzoni in gara dove potete votare e poi ai nostri saluti. L'anno 1990, Porta, Felice Parisi. Siamo nel 1969, L'amor lontano, Felice Caccavale. Petroliere 1989, Uccidico Cantiniere, Giacomo Di Lorenzo e Nino Marotta. Valentino 1977, Campo Giù, Davide Angola. Barca 91, Barca d'Amore, Tommaso Piatti. Beccaio 1978, e corro, Francesco Basile. Calzolaio 1982, Oculatore, Enzo Parisi. La mamma
Fabbro 96, ricordi la prima cavallo. Salto 95, Fate dei Suon, Carmine Palessi. Ricordiamo questa sintesi la potete riascoltare appunto o sulle nostre pagine Facebook, Instagram oppure YouTube, c'è il video per una sintesi e potete anche votare nell'occasione. Allora, siamo giunti ai titoli di coda, vogliamo ringraziare ancora una volta sia la famiglia Vecchione che la famiglia Cutolo per questa bella esperienza di questa sera, abbiamo condiviso davvero tanti ricordi, ma soprattutto anche l'attualità, e quindi diamo appuntamento naturalmente ormai all'imminente festa dei Gigli. Saluto a tutti da Giorgio Napoletano, è tutto. Innanzitutto vogliamo ricordare l'appuntamento che non è la prossima settimana, non è di martedì, ma bensì di mercoledì, poi vi faremo sapere la data, no, la data precisa già la sappiamo, ma la location dove faremo questa trasmissione. 4 giugno, mercoledì, quindi andiamo in onda di mercoledì. Noi con il mese di festa del Giglio del Calzolaio ci diamo appuntamento tutta la settimana davanti al Giglio, dove saremo io e Giorgio a collaborare insieme, mese di festa insieme agli artisti che verranno. Salutiamo al gruppo Vecchione Home, a Don Peppe, a Gaetano, che già sta vedendo dove comprare i microfoni. Grazie Gaetano, non ti preoccupare, ce la vediamo noi, basta che ci dai il sostegno, non ti preoccupare, ce la vediamo noi. Grazie veramente di cuore, non al gruppo Vecchione Home, ai maestri di festa, all'amico Saccone, agli amici, anche al pubblico che stavano ascoltando, anzi i nostri amici stavano ascoltando tramite la nostra pagina di Facebook. Bene, da Dello De Lucia e da Giorgio Napoletano, grazie a tutti, viva Nola, viva la festa dei Gigli, viva il Calzolaio 2025, viva l'Ortolano 2024, viva la famiglia Vecchione, viva la famiglia Vecchione, la famiglia Cutolo e a tutti i maestri di festa. Buonasera a tutti.